lingua napoletana un villico, uno scostumato, un buzzurro, un tamarro, un parzunar, un cafard è detto soprattutto cafone. Chi l'è proprio, nu cafona. Caro Giuseppe, compare nipote. Caro Giuseppe, E mio compare mio nipote. Vabbè, vuole che io... Caro Caro Giuseppe, compare nipote. compare nipote. Gli presce? Nipote, sì. Sì. A Napoli sto facendo la vita dello signore. Il cafone è dunque lo zotico, il contadino, ma in senso estensivo il cafone è anche la persona scostumata, è anche la persona che non ha gusto, quello che non sa accoppiare una giacca e una cravatta, la persona che porta casona su un pafus, sebbene mo sono tornati di moda. Ecco, quel giovinastro di provincia che arriva di sabato sera tutto vestito elegantissimo, alliccato, con 50.000 watt musicali nella macchina e poi distrugge tutto con una croce d'oro, esattamente qui in petto. Sull'origine etimologica della parola cafone ci sono delle storie meravigliose. La tesi più accreditata è che derivi dai provinciali che arrivavano proprio qui, nella città di Napoli. Nel Settecento la città di Napoli era la più popolosa d'Europa, addirittura 500.000 abitanti. All'interno delle mura aragonesi c'era un numero sconfinato, c'era una confusione indicibile. Ecco perché le persone che venivano dalla provincia erano terrorizzate dal perdersi all'interno del centro storico. Non c'erano i telefonini, ovviamente, non potevano rintracciarsi e si racconta che per evitare di perdersi loro si tenessero tutti assieme con una fune. Quindi quelli che venivano da fuori dalla provincia erano quelli con la fune, chille cafune e cafuna. Oppure era la fune che legava la valigia di cartone di quelli che venivano dalla provincia, oppure era la fune che era ai pantaloni a mo' di currea del parzunaro, del contadino di provincia, oppure per esempio era la fune che portavano gli allevatori quando andavano in città ad acquistare bestiame. Insomma, la parola cafone ha avuto sempre un'accezione negativa in lingua napoletana, ma c'è un'eccezione, tranne un caso, è il caso del pane cafone. Sì, e sapete perché si chiama cafone? Perché quando nel Settecento napoletano arriva il pane francese, il pane aristocratico, il pane bianco, bianchissimo, scorza sottile, quello morbidissimo, per contrapposizione il pane del popolo, quello che era fatto con le farine grigiastre, insomma con le farine di peggior qualità, venne detto in contrapposizione al pane aristocratico il pane cafone. Ma c'è sta poca fa, a noi napoletani il pane cafone è quello che piace più di tutti.